importante, ho scritto perché non me la ricordavo, è l'età. Ingegnere, quindi laureato al Politecnico di Milano, ha svolto anche attività di ricerca presso l'università, lo stesso Politecnico, dopodiché è passato all'ARERA e attualmente è vice direttore all'interno dell'ARERA stessa. Io non aggiungo altro, 40 minuti se possibile, e la ringrazio. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Durante questa presentazione vi parlerò dell'evoluzione del mix produttivo, soprattutto nel settore elettrico, degli effetti che questa evoluzione sta avendo nel sistema elettrico, in particolare nazionale, e delle modifiche regolatorie che devono essere implementate per poter supportare questa transizione dalle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili verso le fonti rinnovabili. Faremo una rapidissima introduzione relativa alla copertura dei fabbisogni energetici globali, per poi passare immediatamente ad approfondire il settore elettrico, che è una parte importante nel più ampio settore energetico. Sulla base dei dati dell'International Energy Agency, sulla base dei dati dell'International Energy Agency, possiamo vedere qual è la variazione dei fabbisogni energetici mondiali sulla base del TPS, Total Primary Energy Supply. Quindi stiamo parlando di energia primaria, cioè prima di tutte le conversioni energetiche. Vedete che c'è un'evoluzione nel tempo, il TPS è crescente, attualmente, dati 2019, siamo arrivati a 14,5 gigatep, cioè miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio. Guardando i colori, in particolare il rosso, il blu e l'azzurro, che sono i combustibili fossili, notiamo che a livello mondiale i combustibili fossili rappresentano ancora una fetta molto importante che tende all'80% per la copertura del fabbisogno energetico globale. Ma scomponiamo questo grafico in due parti. In alto vediamo la parte riferita ai paesi OECD, che sta per Organization for Economic Cooperation and Development. Per intenderci, nei paesi OECD vi è tutta l'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone, Australia, Nuova Zelanda. Sul totale rappresentano 5,4 gigatep. Il complemento, che è 8,7 gigatep, è rappresentato da tutti gli altri paesi, inclusi Cina, India, Brasile. Quello che notiamo immediatamente è che in relazione ai paesi OECD il totale è più basso, ma l'andamento nel tempo è piuttosto stabile, non c'è una crescita di fabbisogni energetici. La crescita invece è riferita ai paesi non OECD e, se guardiamo i colori, notiamo che è fondamentalmente trainata dai combustibili fossili, in particolare dal carbone, che è il combustibile fossile meno costoso. Se facciamo un focus sull'Unione Europea, notiamo che l'Unione Europea ha un fabbisogno energetico di 1,6 gigatep sugli oltre 14 che rappresentano il totale mondiale, e non solo è stabile nel tempo, ma è in riduzione. Questo è anche conseguenza delle strategie che l'Unione Europea da tempo ha deciso di adottare, non solo riferite alle fonti rinnovabili, ma anche riferite all'efficienza energetica. Quindi quello è anche un po' l'effetto dell'efficienza energetica. Certo, può risentire di crisi economiche che ci possono essere nel tempo, però la crisi economica può avere effetti legati a danni specifici e si vede in particolare verso il 2008 che c'è quel picchetto verso il basso. L'Italia 0,15 gigatep. Anche in Italia, come in Europa, il fabbisogno energetico globale è in riduzione, e in particolare è in riduzione quello attribuibile ai combustibili fossili. Si vede molto bene che sta sparendo l'utilizzo di carbone, che è il colore azzurrino,
Si vede che si sta riducendo il consumo di oil, prodotti petroliferi, sta un po' aumentando il consumo di natural gas, perché il gas naturale, che è tra i combustibili fossili quello più, tra virgolette, pulito, è quello che sta un po' accompagnando la transizione energetica dal mondo dei combustibili fossili verso il mondo delle fonti rinnovabili. Questo è il panorama energetico globale. Come dicevo, è un po' conseguenza in Europa anche delle decisioni che da tempo sono state prese in termini di maggior utilizzo delle fonti rinnovabili, in termini di riduzione delle emissioni di CO2, in termini di promozione dell'efficientamento energetico per meglio usare le risorse. Tutti temi questi che per l'Europa sono importanti sì per motivi ambientali, ma anche e probabilmente soprattutto per questioni di sicurezza di approvvigionamento energetico, perché l'Europa è un continente che ha una fortissima dipendenza energetica dall'estero, dagli altri continenti. L'Europa, come continente, ha una dipendenza energetica dall'estero che come ordine di grandezza è intorno al 55%. Un continente carente di materia prima è chiaro che cerca di porre più attenzione all'utilizzo di fonti rinnovabili in sito locali, presenti anche in Europa, piuttosto che all'efficientamento energetico, per cui non solo tematiche ambientali, ma anche tematiche di sicurezza energetica nell'approvvigionamento. Ecco perché l'Europa, rispetto a tutto il mondo, ha cercato di promuovere maggiormente le proprie scelte e le proprie politiche ambientali, anche, ripeto, per motivi di sicurezza di approvvigionamento energetico. Tutte queste cose che esistono da tanti anni hanno evidentemente portato a dei risultati che in Europa sono ben visibili in termini di cambiamento del mix di approvvigionamento e lo vediamo da questo grafico che fa riferimento al TPS, il consumo interno di energia tutta dell'Unione Europea, qui ancora dei 28 perché include il Regno Unito. Si vede bene dai colori che è sceso il colore marrone, visibilmente il carbone dal 1990 ad oggi, 30 anni. Si vede bene che è diminuito il colore arancione, il terzo dal basso, i prodotti petroliferi. È aumentata quindi la frazione attribuibile alle fonti rinnovabili. Il nucleare è rimasto sostanzialmente stabile. È aumentata un pochino l'area rossa riferita al gas naturale per il motivo che dicevo prima. Questa è l'Italia. Anche in Italia troviamo essenzialmente lo stesso risultato. Se facciamo un confronto tra Unione Europea e Italia, notiamo che in Unione Europea i combustibili fossili oggi coprono il 70% del fabbisogno complessivo. Se guardiamo l'Italia, notiamo che i combustibili fossili coprono l'80% del fabbisogno complessivo. Qui c'è tutto, anche il mondo dei trasporti, che è uno dei principali settori che consumano combustibili fossili. Ciò detto, abbandoniamo i fabbisogni energetici globali ed entriamo nel settore elettrico, che è un settore molto importante, che utilizza circa il 35, tra il 30 e il 40%, diciamo, dell'energia primaria. Il settore elettrico è quello che sta trainando il passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, per tanti motivi. Un po' perché le fonti rinnovabili, per loro natura, servono prevalentemente per produrre energia elettrica. Pensate alla fonte idrica, la fonte eolica, un po' anche la fonte solare, tolto il solare termico. Ma un po' perché il vettore elettrico sta trainando anche l'efficientamento energetico. Pensate alle pompe di calore elettriche, che sono una soluzione molto efficiente per la climatizzazione. Questa slide è riferita alla variazione del mix produttivo elettrico nell'Unione Europea. Quello che notiamo è, innanzitutto, che sta aumentando il totale, da 2.600 terawattora di 30 anni fa a 3.200 di oggi.
Per cui mentre i fabbisogni energetici in Europa sono stabili o in decrescita, i consumi elettrici in Europa sono in evidente crescita. Il vettore elettrico è quindi un vettore di importanza crescente che sta trainando la transizione. Se guardiamo il cambiamento dei colori, notiamo due cose. Uno, che i combustibili fossili nel settore elettrico già incidono percentualmente molto meno rispetto alla loro incidenza nel panorama energetico globale. In Unione Europea oggi i combustibili fossili incidono per meno del 40% del totale elettrico. E poi notiamo che il cambiamento dei colori è molto più marcato qui rispetto al panorama energetico globale. Il nucleare è in lieve decrescita, ma diciamo abbastanza stabile. Stanno aumentando i colori dal verde verso l'alto che rappresentano la platea delle fonti rinnovabili. Lo stesso discorso vale anche per l'Italia. Per l'Italia vi faccio notare due importanti transizioni nel settore elettrico. La prima la notiamo confrontando le primissime due colonne dalla sinistra. Siamo a cavallo del 2000. Quegli anni sono stati caratterizzati da un passaggio da impianti termoelettrici a ciclo Rankine che utilizzano combustibili quali carbone e prodotti petroliferi verso un panorama di centrali termoelettriche ancora di grande taglia basate sui cosiddetti cicli combinati che usano gas naturale. Per cui 20 anni fa abbiamo avuto un'importante transizione molto marcata dall'arancio al rosso, dai prodotti petroliferi al gas. Passare dai prodotti petroliferi al gas e più in dettaglio dalla tecnologia ciclo Rankine ai cicli combinati ha comportato non solo un passaggio da un combustibile a maggiore impatto ambientale verso un combustibile, il gas, a minore impatto ambientale, ma ha consentito anche un passaggio da una tecnologia a un'altra con rendimento decisamente superiore, efficienza energetica. Questo per quanto riguarda il termoelettrico. Se guardiamo quello che è successo 20 anni fa dal punto di vista delle reti elettriche, possiamo dire che non è cambiato sostanzialmente niente. Prima c'erano poche grandi centrali termoelettriche, dopo anche semplicemente di diversa tipologia e più efficienti. La seconda importante transizione è quella che stiamo vivendo ora, dal termoelettrico verso fonti rinnovabili. Per cui il rosso resta importante, che è il gas naturale, il combustibile più pulito. L'arancio è sparito, il carbone sta per sparire. Insomma, il termoelettrico resterà confinato al gas naturale e aumenta l'insieme degli altri colori, le fonti rinnovabili. Ma questa volta la transizione non è soltanto dai combustibili fossili alle rinnovabili, è una transizione che ha impatti importanti anche sulla gestione delle reti elettriche, perché passiamo da poche grandi centrali termoelettriche programmabili verso un grandissimo numero di piccoli impianti diffusi, spesso alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, nel senso che sì, le posso prevedere, ma producono quando c'è la fonte, non quando si vorrebbe avere energia elettrica. E questo è importante perché comporta l'esigenza di ripensare totalmente alla gestione del sistema elettrico. La transizione che stiamo vivendo nel settore elettrico quindi è molto più sfidante di quella di 20 anni fa. Ora vediamo rapidamente in Italia, quindi ora focalizziamo l'attenzione sull'Italia, vediamo qual è il nuovo mix produttivo elettrico. Alcuni dati veloci: la produzione lorda in Italia è circa 290 terawattora, il consumo finale è 300 terawattora, di mezzo ci sono le perdite di rete, i consumi dei servizi ausiliari di centrale, per cui questa lieve differenza è possibile grazie
a un import meno export non trascurabile 43 terawattora. Import prevalente che oggi si fa soprattutto per motivi commerciali, non più per motivi strutturali come 20 anni fa. In termini di potenza parliamo di 120 gigawatt con una domanda alla punta, che ormai è estiva, non più invernale, di 55 gigawatt. Questo non vuol dire che c'è troppa capacità installata in Italia, perché l'ora della punta dei 55 gigawatt, quei 55, che a volte sono anche 60, ci devono proprio essere. Quindi devono essere impianti funzionanti, non in avaria, non in manutenzione e con fonte disponibile. E se la fonte è spesso aleatoria, beh, capite che questo scostamento tra 120 gigawatt e 55 gigawatt non è così marcato. In Italia stiamo quindi assistendo a una forte crescita della produzione rinnovabile, spesso aleatoria, spesso tramite impianti di generazione distribuita, cioè piccoli, connessi alle reti locali. Fonte aleatoria abbiamo detto sì, perché c'è quando c'è, non quando la si vorrebbe. C'è dove c'è, non dove la si vorrebbe. E allora questo pone un problema di trasporto dell'energia, ma pone anche un problema di gestione. Quindi dobbiamo stare attenti ad aspetti spaziali e temporali. In più, i nuovi impianti spesso sono piccoli, connessi alle reti locali di distribuzione che non sono state pensate storicamente per questo utilizzo. Allora anche lì dobbiamo cambiare un po' le logiche di gestione delle reti locali. In termini di potenza siamo al 48,4% da fonte rinnovabile, che è un numero importante. Il resto è prevalentemente gas. In termini di energia parliamo del 40% da fonti rinnovabili, sono dati 2021 questi, che è un numero molto elevato, più basso rispetto alla potenza perché questi impianti tipicamente da rinnovabili hanno un numero di ore di utilizzo inferiore rispetto agli altri perché producono quando c'è la fonte. La variazione nel tempo di potenza installata ci fa vedere che l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è in crescita progressiva, soprattutto eolici e fotovoltaici, perché sono le fonti che si riescono a sfruttare ora. La fonte idrica è già stata fortemente sfruttata in Italia nei decenni scorsi e quindi la crescita dell'azzurro ormai è estremamente lieve, tendenzialmente nulla. Quindi in Italia l'ulteriore crescita da fonti rinnovabili, anche per rispettare gli obiettivi europei, è sostanzialmente riferita alla fonte eolica e solare, cioè a fonti aleatorie. Allora quello che ho detto prima, che è già oggi rilevante, lo sarà sempre, sempre di più nel tempo. Questa è l'energia, anch'essa in sostanziale crescita, ha un po' un andamento altalenante, come si vede, ma se guardate i colori, quell'andamento altalenante è soprattutto attribuibile alla risorsa idrica, che dipende un po' dalla disponibilità di acqua negli anni. E quest'ultima slide è molto particolare perché ci fa proprio capire come dal 2020 a sinistra, dal 2000, scusate, a sinistra, al 2020 a destra, è cambiato tutto in termini di numero di impianti. Erano 3.000 gli impianti termoelettrici, ora sono 1 milione gli impianti fotovoltaici, questo come numero. Sotto le torte equivalenti sono in termini di produzione. Quindi tantissimi impianti, soprattutto fotovoltaici, ma la produzione è ancora oggi soprattutto attribuibile a impianti termoelettrici e idroelettrici con una frazione importante di rinnovabili. Ok, ora ci chiediamo, questo cambiamento evidente, sempre più evidente in futuro, del mix produttivo elettrico, cosa comporta? Ha degli effetti sui prezzi di mercato che vediamo
nella slide del grafico. Ho lasciato un po' di slide di testo, così poi chi vuole riguardare le slide trova anche dei riferimenti più puntuali, ma noi commentiamo direttamente il grafico. Come sapete, in Italia e in Europa c'è un mercato libero dell'energia elettrica, caratterizzato dalla presenza di mercati all'ingrosso, semplificati perché trattano alla stessa stregua zone di mercato che sono gruppi di regioni, aree vaste. Questi mercati, pur semplificati, dove si incontra domanda e offerta, ci danno un segnale di prezzo, ci danno delle informazioni, cioè, pur semplificate. Quello che notiamo dal grafico è una grande differenza tra la linea nera, rappresentativa del mondo del passato, e il fascio di curve colorate, rappresentative del mondo odierno. Insomma, ci sta dicendo che fino a 10 anni fa il prezzo dell'energia elettrica era alto quando era alta la domanda, di giorno, pieno giorno, e la sera. Oggi il fascio colorato ci dà un'altra informazione, ci dice cioè che il prezzo dell'energia elettrica è alto nelle ore preserali, tra le 18 e le 21. È lì che c'è il picco di prezzo. È lì, in altre parole, che si fa più fatica a coprire la domanda elettrica, che resta alta e scende la produzione, e la produzione scende perché sparisce tutto insieme il fotovoltaico. Ecco che questa informazione è rilevante ed è segno del cambiamento che già c'è stato. Non possiamo dire niente di più se guardiamo i prezzi euro a megawattora, perché i prezzi, no il profilo di prezzo come prima, i prezzi dipendono da tantissimi elementi, certo anche dalle fonti rinnovabili, ma anche dal prezzo del gas. Motivo per cui quella curva arancione che l'anno 2021 è molto più alta delle altre, e se ci mettessimo il 2022 purtroppo andremmo ben oltre il tetto della slide, forse anche del soffitto di questa sala, purtroppo. Insomma, il prezzo euro a megawattora dipende da tante cose e ancora tanto dal prezzo del gas naturale che copre circa il 50% della produzione nazionale. Quindi un conto è il profilo di prezzo, slide di prima, informazione consolidata, un conto è il prezzo orario che dipende da tante cose. Allora, che fare? Questi segnali di prezzo sono informazioni preziose che il mercato all'ingrosso ci dà, i grandi clienti industriali hanno già. Queste informazioni possono indurre dei comportamenti, quella che si chiama demand side management, cioè vedo un prezzo alto, se posso, cambio l'ora in cui prelevo energia elettrica, se posso. Però l'informazione mi deve arrivare. Ora, non a tutti arriva, ai clienti domestici, ai piccoli clienti non arriva ancora, ma è importante porre gli strumenti affinché possa arrivare. Ecco perché è in corso una campagna di sostituzione massiva dei misuratori verso smart meter 2G affinché entro pochi anni tutti abbiano un trattamento orario del dato di misura, tutti, e questo è un sottostante tecnico affinché possano arrivare offerte commerciali con prezzo orario a tutti i clienti, non solo le grandi industrie. E questo è importante perché il segnale di prezzo, pur semplificato, può cambiare i comportamenti. Come? O cercando di avere più produzione se serve nelle ore preserali, ma anche e soprattutto cercare di ridurre la domanda elettrica nelle ore preserali. Il nuovo mix produttivo elettrico ha effetti evidentemente anche sulle reti e sul dispacciamento. Beh, sulle reti ha effetti rilevanti in Italia perché la nuova produzione rinnovabile sta al sud, mentre la domanda elettrica prevalente sta al nord. Ecco che nel 2004, insomma 20 anni fa, l'energia fluiva da nord a sud. Oggi l'energia fluisce da sud a nord. E la grande produzione eolica e fotovoltaica a sud un po' viene portata al nord, un po' viene esportata verso Grecia e verso Malta. Beh, questo vuol dire potenziare le infrastrutture elettriche. Servono interventi importanti.
spesso difficili da fare perché è difficile ottenere anche le autorizzazioni per tutto. Motivo per cui qui, per potenziare il trasferimento elettrico da sud a nord, si sta realizzando un nuovo collegamento elettrico sottomarino nell'Adriatico, complesso, ma è l'unico modo per poter realizzare nuove infrastrutture in aree difficili in termini geografici, gli Appennini, ma anche difficili in termini di densità abitativa. Ovviamente gli interventi infrastrutturali riguardano anche le reti di distribuzione, perché tanti impianti sono piccoli e servono, perché è sbagliato pensare che la generazione distribuita riduca sempre le perdite di rete e aiuti sempre a migliorare la gestione delle reti elettriche. Non è corretto pensare una cosa del genere. Questo è vero se c'è autoconsumo in sito, ma se la generazione distribuita è fatta per usare fonti rinnovabili diffuse sul territorio dove non c'è consumo, beh, evidentemente quell'energia elettrica va elevata di tensione e portata via, aumentando le perdite di rete e cambiando le esigenze anche delle reti locali. Dispacciamento. Dispacciamento vuol dire esercizio coordinato di produzione e consumo per coprire il carico. È un'attività complessa quella del dispacciamento perché il sistema elettrico è complesso. Il sistema elettrico è complesso per tanti motivi. Uno, perché i clienti vogliono l'energia elettrica sempre. Nessuno più pensa, chissà se oggi ho l'energia elettrica, è data per scontato ormai. Gli impianti di produzione hanno caratteristiche diverse e inevitabili vincoli tecnologici. Spesso anche la fonte magari non c'è, se è rinnovabile soprattutto. Di mezzo, tra produzione e consumo ci sono reti elettriche e anche quelle sono finite. Certo, si possono sviluppare e potenziare, ma non all'infinito. E in più, elemento caratteristico del sistema elettrico, non c'è un magazzino. Anche quelli che si chiamano sistemi di accumulo non accumulano energia elettrica, accumulano altre forme energetiche, quindi servono conversioni energetiche che hanno costi e perdite. Allora il sistema elettrico, se non ha un magazzino, è ancora più complicato da gestire perché l'equilibrio tra domanda e offerta va garantito punto per punto, istante per istante, sempre. Insomma, non basta programmare la produzione e il consumo. Serve avere la disponibilità di produttori e di clienti a cambiare le proprie emissioni o i propri prelievi all'occorrenza, come serve esattamente in un punto e in un istante. E questa flessibilità, come si chiama in gergo tecnico, è un qualcosa che deve tecnicamente poter essere data, oltre che raccolta da chi la può dare. È abbastanza facile intuire che questa flessibilità viene molto bene da impianti programmabili, idroelettrici a serbatoio e termoelettrici. Ma i termoelettrici sono quelli che via via nel tempo verranno meno e allora bisogna pensare a soluzioni alternative fondamentali che non sono soltanto i sistemi di accumulo. E le vedremo tra poco. Intanto, commentando questa slide copertura del carico, vediamo che in alto ci sono giorni lavorativi e festivi dell'Italia continentale. Sotto la stessa cosa per il sud dell'Italia. La linea continua che delimita l'area gialla in alto è il carico elettrico totale. Quella tratteggiata che delimita l'area gialla sotto è un carico residuo, cioè quello non già coperto da fonti aleatorie. E l'area gialla ha una pancia, cioè è più gonfia nelle ore centrali dove c'è tanto fotovoltaico. Ora notiamo che la linea continua e quella tratteggiata in tutti e quattro i grafici sono tanto diverse, soprattutto nelle ore preserali, quando sparisce il fotovoltaico. E allora ho bisogno di tanti impianti programmabili, tutti insieme, tutti lì in quelle poche ore,
per coprire la domanda elettrica alta in quelle ore lì e in poco tempo. Lì gli impianti programmabili sono fondamentali. E questo al sud, dove c'è scritto rampa, lo vediamo in modo ancora più evidente. Al sud, oltretutto, notiamo che quella pancia gialla addirittura nelle ore centrali della giornata va sotto zero, che vuol dire che c'è eccesso produttivo. Certo, è quella maggior produzione che dicevo prima che va portata altrove, al nord, piuttosto che all'estero. Tutte cose che quindi vanno gestite. Come dicevo, ho riportato un po' di testo per letture successive. Per completare questo carrello, diciamo, di effetti, vi faccio notare un ultimo particolare. Con il venir meno progressivo di impianti termoelettrici, perdiamo impianti programmabili. Ma perdere impianti programmabili vuol dire anche perdere impianti che facilmente possono dare flessibilità, cioè cambiare la produzione all'occorrenza su richiesta quando serve. E perdiamo anche un po' di inerzia delle macchine rotanti, che è quella cosa che aiuta la stabilità in frequenza della rete elettrica nei primi secondi, 1-2 secondi, necessari per evitare blackout e necessari per attivare la flessibilità di impianti. Attivare la flessibilità di impianti, per quanto veloce possa essere con automatismi, qualche secondo lo richiede. E allora in quei primissimi secondi iniziali che si fa? Adesso ci pensano gratis le macchine rotanti dei termoelettrici con la loro inerzia. E domani, quando non ci saranno più o saranno troppo pochi, dovremo pensare a un altro servizio di flessibilità iperveloce che oggi non c'è. Per fortuna ci aiutano in questo le batterie elettrochimiche, che in 300 millisecondi riescono a dare quell'intervento che dura 2-3 secondi, sufficiente per attendere il primo intervento di altre forme di riserva flessibile. Ecco, azioni regolatorie in corso di cui lascio soltanto dei cenni, che servono per rispondere a tutto quello che ho detto finora. È un work in progress, evidentemente, già oggi importante, che sarà sempre più importante con il passare del tempo, evidentemente. Ora, su questo lascio pochi messaggi giusto per far capire qual è il percorso che l'autorità di regolazione, che fa le regole, come dice la parola, sta seguendo. Primo messaggio importante: bisogna studiare insieme lo sviluppo delle infrastrutture elettriche e l'innovazione della gestione, cioè del dispacciamento elettrico. Le due cose devono essere analizzate insieme. La risposta non sta né solo dall'una né solo dall'altra parte, perché arriveremo a risultati paradossali o ipercostosi, tipo non possiamo tappezzare la nazione di reti elettriche, sarebbe assurdo e dei costi abnormi. Allora che si fa? Il primissimo elemento che l'autorità ha studiato 10 anni fa, con l'aiuto di Terna e del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, è stato quello di studiare dispositivi elettronici, ora oggetto di installazione obbligatoria sugli impianti, che diano dei piccoli servizi di rete, tipo l'impianto non deve disconnettersi immediatamente dalla rete appena c'è una micro variazione di tensione o frequenza. No, deve cercare di restare connesso il più possibile, perché se tutti si disconnettessero per un non nulla, beh, abbiamo un blackout. Oppure, importante, l'osservabilità ogni 4 secondi di ciò che quell'impianto sta facendo. Così Terna, che gestisce la rete nazionale, lo sa e ha prima le informazioni necessarie per capire come comportarsi. Riduce anche i costi di dispacciamento, ovviamente, facendo così. Questi sono soltanto degli esempi. Ma è stato il punto di partenza, quello più facile, che non costa molto ai produttori se non installarli questi dispositivi. Poi l'autorità ha promosso sviluppi mirati delle infrastrutture,
Senza entrare nel dettaglio, vi dico che l'autorità ha un potere di regolazione che, se parliamo di attività da libero mercato, consiste nel definire regole di funzionamento di un mercato libero, chi fa cosa. Se parliamo di monopolisti che gestiscono le reti elettriche, beh, è una regolazione molto più pervasiva e puntuale, perché sono monopolisti che devono garantire trasparenza e non discriminazione. Quindi sui gestori di rete il ruolo regolatorio dell'autorità è molto forte e cerca anche di dare indirizzi. L'innovazione più importante che è stata fatta in questi ultimi anni è il passaggio da una logica tariffaria di tipo input-based a una di tipo output-based. Input-based vuol dire ti dico prima quali sono gli investimenti più importanti che avranno diritto a premialità, a una sovraremunerazione, ma vanno capiti prima. Ora il mondo è troppo dinamico, quindi la logica è diventata output-based, cioè ti do dei target e sei tu, gestore di rete, che devi capire come raggiungerli con il tempo che hai. La premialità è agganciata all'output realmente raggiunto, responsabilizzando di più i gestori. E per chiudere, la sfida del futuro, la sfida in corso a innovare la regolazione del dispacciamento. È in corso da 5 anni, tramite sperimentazioni che richiedono tempo perché non è facile. Cioè, se pensiamo a un futuro in cui non ho più il termoelettrico che dà flessibilità, questa la devo trovare in altro modo, coinvolgendo impianti di produzione non già coinvolti, compresa la generazione distribuita, coinvolgendo i clienti finali, tipo la cogenerazione diffusa che ha il vincolo del calore, certamente, ma magari un po' di flessibilità elettrica la può dare. Oppure gli idroelettrici ad acqua fluenti, magari un 2 ore di accumulo d'acqua lo danno. Poco, ma c'è. Oppure i clienti elettrici anche, pensate a un'industria che magari, data la sua attività produttiva, un minimo di spostamento tra le ore lo può fare, su richiesta. O un centro commerciale che un po' di inerzia termica, un'ora sulla climatizzazione, ce l'ha, su richiesta. Questa cosa, lato domanda, si chiama demand response, su richiesta, non su libera scelta da prezzi di mercato. È un'altra cosa, quindi. Ecco, questa è una sfida, perché vuol dire cambiare i comportamenti e richiede tempo. Cambiare i comportamenti di Terna, dei piccoli produttori, degli aggregatori, altra parola magica che sto introducendo, che compare qua in questa slide. Sì, perché quando parliamo di servizi ancillari per la flessibilità e cerchiamo di recuperarli da piccole realtà diffuse, beh, queste, per poter dare un contributo significativo e fattibile, devono aggregarsi. Ma queste risorse servono istantaneamente, puntualmente, e allora l'aggregazione non è banale, non è commerciale. Deve assolutamente tener conto delle specificità della rete elettrica. Quindi non è facile da costruire. Il nuovo soggetto aggregatore che sta nascendo questo fa. Deve cercare di aggregare risorse che diano flessibilità. È lui che riceve il comando da Terna, è lui che decide in pochi minuti, poco tempo, chi la può dare dei suoi membri dell'aggregato. Non è facile fare tutto ciò, ma se vogliamo andare verso un futuro con più rinnovabili e meno capacità programmabile, questa è la strada da seguire, rispettando dei principi, la neutralità tecnologica, perché non conta il cliente e il produttore, conta l'esigenza del sistema elettrico che deve stare in piedi. Tenendo conto delle esigenze di aggregazione, per il motivo che ho appena detto, e qualche esempio ce l'abbiamo già, 212 UVA, cioè aggregati. UVA vuol dire unità virtuale abilitata, aggregato. Ce ne sono già 212 in sperimentazione per 1,2 gigawatt
di flessibilità diffusa, e non è poco. Poi magari ci servirà un nuovo servizio ancillare, quello già citato, la riserva ultra rapida, quella che non ora ma tra qualche anno compensi l'inerzia delle masse rotanti che avremo meno. Per fortuna, dicevo, aiutano le batterie elettrochimiche. Cambierà il ruolo dei distributori, ma questo non è ancora iniziato, ci si sta pensando come punto di partenza perché potrei avere congestioni locali da dover gestire in futuro. Allora va sperimentato adesso il tema, prima che tra 10 anni sia troppo tardi. È da pensare e da costruire. E per chiudere, tutto quello che vi ho raccontato ora come work in progress, che comprende tantissime sperimentazioni, che porteranno a un'innovazione regolatoria che fa ARERA, accanto a tutto ciò servono importanti cambiamenti normativi, cioè del legislatore di supporto, che il legislatore ha fatto nel 2021 recependo le direttive europee e che vanno però costruiti e implementati. 2 sono quelli veramente fondamentali che cito come conclusione. Il primo: se vogliamo raggiungere gli obiettivi europei sulle rinnovabili, sempre e sempre più sfidanti, in un contesto nazionale dove è difficile costruire nuovi impianti e fare nuove infrastrutture, serve una cabina di regia forte, centralizzata. Serve cambiare approccio, cioè non più lasciare che siano gli investitori a provare a cercare i siti, a cercare la connessione, magari a chiedere 100 per ottenere 10, il che porta tempi e costi alti. Si poteva fare all'inizio, ora diventa difficile. Allora il legislatore ha previsto l'inversione del filo logico, e cioè prima lo Stato, tramite le regioni, individua le aree idonee, quelle dove si faranno gli impianti che quindi nascono, diciamo, già preautorizzati o con autorizzazione veloce. Ma allora si sa prima dove occorre sviluppare le reti? Allora i produttori sanno prima dove devono andare a sviluppare le loro iniziative. Magari tutto ciò è più veloce e costa meno. È difficile da costruire, ma il principio c'è in legge. La seconda cosa, gli accumuli. Ho parlato tanto di accumuli perché è evidente che possono aiutare a rendere più programmabile ciò che programmabile non è, ma costano tanto e da soli non si fanno, tranne i piccoli accumuli da tetto fotovoltaico che però hanno altra finalità, quella dell'autoconsumo. I grandi accumuli non si riescono a fare. Allora serve un percorso fatto apposta per loro, guidato a livello centrale, che anche lì definisca dove devono essere realizzati, identifichi con procedure concorsuali chi li fa e chi li esercisce e contribuisce con forme di remunerazione fatte apposta a coprire i relativi costi. Questo è un percorso che sta nascendo guidato nello spazio e nel tempo, perché questi accumuli serviranno dove serviranno, soprattutto al sud, per i motivi legati allo sviluppo delle rinnovabili, e quando serviranno, cioè coerentemente con lo sviluppo delle fonti rinnovabili aleatorie. Percorsi guidati sia per le rinnovabili, sia per gli accumuli, guidati e che viaggiano insieme. Questo è il campo normativo, che poi presupporrà anche l'intervento dell'autorità di regolazione, non sul primo punto, che porterà incentivi, ma sul secondo, perché quando parliamo di procedure concorsuali o regolatorie, ecco che dopo subentra l'autorità che ha già pubblicato una consultazione in merito. Ecco, carrellata generale di un mondo che sta fortemente cambiando nel settore elettrico. Spero di aver dato l'idea generale senza entrare troppo nei dettagli. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie ingegnere, ci ha illustrato veramente molto molto bene la rete elettrica. Era una cosa che sinceramente non conoscevo così in maniera approfondita, ma penso molti non avessero queste basi. Ecco. Cosa c'è dietro a quello che noi facciamo quotidianamente? E poi E a cui parlare non di pensiamo. secondi per intervenire, per vedere, è veramente incredibile. Ci sono delle domande? Ho già visto, scusatemi. Comincio io. Come vede l'intervento della nuova legge sulle comunità energetiche sulla rete? Allora, le comunità energetiche nascono con tante finalità. Secondo me, il loro elemento più rilevante è il coinvolgimento dell'utenza diffusa nelle problematiche energetiche. Le comunità energetiche probabilmente non riusciranno a intercettare grandi quantità di nuova capacità installata, probabilmente perché sono realtà piccole e diffuse, ma penso che possano essere importanti perché diffondono innanzitutto la cultura energetica a livello di tutte le persone. E questo è un intervento importante per il coinvolgimento, anche banalmente nel cambiare i propri comportamenti. Esempio, se si diffonde la cultura energetica con queste comunità, magari si diffonde in primis la consapevolezza dell'efficientamento energetico. Poi magari si condividono dei piccoli investimenti locali e nascono nuove realtà rinnovabili con investimenti condivisi. Le persone si sentono più compartecipi, non vedono più l'investitore terzo esterno come un'entità strana che vuole sfruttare il proprio territorio e non si capisce bene a far che cosa. Insomma, questi sono i valori aggiunti che ci vedo, a partire dalla cultura energetica, e non sono solo legate all'autoconsumo elettrico, evidentemente, sono più ampie. Scusi, volevo chiedere una piccola cosa. Lei parlava di accumulatori nel senso del problema dell'accumulo. I super K hanno un futuro o no? Sono più veloci. Dunque, quando parlo di sistemi di accumulo, intendo in generale tutte le tipologie che via via si svilupperanno nel tempo. Quindi, dal punto di vista regolatorio, sono intesi come la totalità degli oggetti che possono dare questo servizio. Prima citavo la neutralità tecnologica, per dire che le regole che vengono fatte sono regole che si possano adattare a tutto. Poi, se si faranno delle procedure concorsuali per selezionare chi fa determinati accumuli e dove, probabilmente queste seguiranno l'evoluzione tecnologica che nel tempo c'è e quindi si adatteranno di conseguenza, ma la regolazione di per sé è neutra rispetto alla tecnologia. Grazie. Mi chiamo Luigi Fasce, sono un rappresentante di Europa Verde. Mi presento, potrò presentarmi e mi sono presentato. Credo che sia importante che uno si presenti, anzi non mi piace che si facciano interventi senza dire chi si è, per cui io mi presento. La mia domanda o problematica di fondo è che una volta c'era l'Enel e faceva tutto ed era un ente statale. Tutto quello che le tocca a lei è un puzzle quasi incredibile. Non so come ci vogliono veramente delle capacità incredibili a orientarsi tra la rete, chi gestisce la rete, chi produce questo. È veramente una cosa abominevole. Io penso che per l'energia, che è un bene comune, si dovrebbe tornare a una gestione dello Stato. Grazie. Beh, aggiungo, a parte considerazioni più o meno personali, aggiungo soltanto una cosa a complemento di quello che dicevo, cioè che le scelte di questo tipo oramai sono delle scelte che vengono prese non più a livello di Stato, ma a livello di Europa. Quindi è l'Europa che con le proprie direttive fa proprie scelte
a partire da quelle fatte nel 1996 che hanno portato alla liberalizzazione. È l'Europa che quindi dà direttive, nel vero senso della parola, con le sue direttive, appunto i suoi regolamenti, che ogni Stato membro deve seguire. L'Europa tipicamente lascia delle flessibilità agli Stati membri, ma sono flessibilità non di governance, ma di adattamento del percorso europeo alle specificità nazionali. Quindi l'Italia è parte dell'Europa e il percorso che deve seguire è quello che è. Peraltro l'Europa ora sta cercando di armonizzare, non tanto di imporre, ma di armonizzare anche gli elementi più di dettaglio applicativo. Questo l'Europa lo ritiene importante per arrivare a un mercato comune europeo non solo del kilowattora, ma anche dei pezzi, dei componenti. Quindi anche le specifiche tecniche di dettaglio sono oggetto di armonizzazione, ivi incluse le condizioni tecniche di connessione anche sulle reti di bassa e media tensione. Questo è il percorso europeo. Grazie ingegnere, grazie per la bella conferenza e chiamiamo il nostro accademico, ingegnere Aristide Fausto Massardo, che oggi ci parlerà di stato dell'arte e futuro delle risorse rinnovabili. Non ti presento perché ti conoscono tutti.